Benvenuti all'Almanacco, oggi è sabato 11 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.47 e tramonta alle 20.51. La luna si leva alle 2.26 e cala alle 17.03. Oggi si celebra San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa. Il nome Benedetto ha origini latine, benedictus, e porta con sé un augurio luminoso. Significa infatti letteralmente colui che augura il bene o benedetto da Dio. L'11 luglio è la giornata internazionale della popolazione. Istituita dall'ONU nel 1989, questa ricorrenza serve a riflettere sulle sfide globali legate alla demografia. Dalla pianificazione familiare all'uguaglianza di genere fino alla salute materna e alla tutela di diritti umani in un mondo sempre più affollato. Compie oggi 48 anni il campione di nuoto Massimiliano Rosolino. Icona dello sport italiano, lo ricordiamo per lo storico oro olimpico a Sydney nel 2000, nei 200 metri misti. Appesa la cuffia al chiodo, il cagnaccio ha conquistato il pubblico televisivo con la sua simpatia travolgente, diventando un volto noto di programmi come Ballando con le stelle e l'Isola dei famosi. Spegne oggi 24 candeline il rapper e produttore Mida, lo pseudonimo di Christian Prestato. Nato a Caracas ma cresciuto a Milano, si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici 23, dove ha scalato le classifiche con la sua hit Rosso Fuoco, certificata disco di platino. Mida è considerato uno dei talenti più promettenti della nuova scena pop e urban italiana. E infine oggi compie 36 anni il performer Achille Lauro. Artista eclettico capace di spaziare dall'hip hop al rock, ha rivoluzionato la musica italiana ed anche i palchi di Sanremo con i suoi costumi e le sue performance provocatorie come quella di Ci son cascato di nuovo. Da diversi anni lo abbiamo visto anche come giudice di X Factor. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'urlo di Nando Martellini risuona ancora a 44 anni di distanza. L'11 luglio 1982 infatti l'Italia di Berzotти trionfa al Santiago Bernabéu contro la Germania Ovest per 3-1. I gol di Rossi, Tardelli e Altobelli portano gli azzurri sul tetto del mondo per la terza volta, sotto gli occhi di un esultante presidente Pertini. Il sangue di Hitchcock era cioccolato. Nella celebre doccia di Psycho, Alfred Hitchcock scelse di non usare il sangue finto tradizionale. In un film girato in bianco e nero, lo sciroppo di cioccolato si rivelò perfetto. Infatti la sua densità ed il colore scuro lo rendevano estremamente realistico sullo schermo, molto più di qualunque altro effetto speciale dell'epoca. Benvenuti all'appuntamento del sabato con le stelle. Il fine settimana entra nel vivo. Scopriamo subito cosa prevede il cielo per oggi. Ariete. Siete un vulcano di energia ed entusiasmo. Sabato perfetto per rimettervi in moto, fare sport all'aria aperta o pianificare una gita fuori porta. Toro. La luna vi invita alla calma. Mettete da parte l'orologio, staccate i pensieri dal lavoro e dedicatevi solo ai vostri hobby e al relax assoluto. Gemelli. Sarete magnetici ed eccezionalmente brillanti. È la serata ideale per uscire, frequentare nuovi ambienti e lasciarsi andare al divertimento. Cancro. Sentite il bisogno di circondarvi di calore umano. Organizzate una cena tranquilla a casa con gli amici più intimi o con la persona che amate. Leone. Protagonisti assoluti del weekend. Il vostro carisma è alle stelle. Trascinate gli altri nelle vostre avventure senza esitazione. Vergine. Sabato ideale per ricaricare le batterie emotive. Non lasciatevi trascinare in discussioni inutili e regalatevi del tempo solo per voi. Bilancia. C'è una bellissima aria di complicità intorno a voi. In amore le stelle favoriscono il dialogo e le promesse importanti per il futuro. Scorpione. Sarete particolarmente intuitivi e selettivi. Ascoltate il vostro istinto per capire quali inviti accettare e quali persone frequentare oggi. Sagittario. Una sferzata di ottimismo vi travolge. Avete voglia di novità e di evadere dalla routine. Assecondate questo desiderio di libertà. Capricorno. Siete insolitamente romantici e pronti a lasciarvi andare. Mettete da parte la vostra corazza
e mostrate il vostro lato più dolce. Acquario. Il cielo accende la vostra curiosità. È il giorno perfetto per visitare un posto nuovo, vedere una mostra o fare una chiacchierata stimolante. Pesci. Giornata sognante e ricca di calore. Le stelle vi coccolano, regalandovi una forte empatia e momenti di grande armonia con chi vi circonda. Buon sabato a tutti! Ci sentiamo domani per l'oroscopo della domenica. L'11 luglio 1979 veniva ucciso a Milano l'avvocato Giorgio Ambrosoli. Nominato commissario liquidatore della banca privata italiana, Ambrosoli aveva scoperto i legami criminali del banchiere Michele Sindona. Nonostante le minacce e il silenzio di molti, egli non si piegò, diventando un simbolo di onestà e coraggio civile contro il potere mafioso e finanziario. In inglese si dice two heads are better than one, due teste sono meglio di una. È l'esatto equivalente del nostro l'unione fa la forza. Ci ricorda questa frase infatti che collaborare e condividere le idee porta quasi sempre a soluzioni migliori rispetto a quando cerchiamo di risolverle tutte da sole. Guido Crepax e la sua Valentina. Nel fermento della Milano degli anni 60, Crepax diede vita ad un personaggio che avrebbe cambiato il fumetto d'autore. Valentina, ispirata all'attrice Louise Brooks, era il riflesso della sua sensualità e della sua cultura dello stesso Crepax. Raffinato, colto e apertamente feticista, il disegnatore riempiva le tavole di oggetti di design, scarpe e reggicalze, elevando il fumetto ad una forma d'arte visiva ed erotica senza precedenti. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre. E con questa citazione del famosissimo filosofo Platone iniziamo questo sabato con un atto di gentilezza. Fate quindi un sorriso a chi incontrate perché potrebbe cambiare la giornata di qualcuno e, di riflesso, anche la vostra. Io vi aspetto domani puntuali per un nuovo appuntamento sempre qui con l'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Geire.